La formazione alle politiche attive del lavoro nell'anno europeo delle competenze ad Agrigento, capitale italiana, cultura 2025. Oggi si discute e si approfondiscono le tematiche del mondo del lavoro, in particolare in un mondo del lavoro che giorno dopo giorno si arricchisce sempre di più competenze. Oggi abbiamo voluto dare avvio a questo meeting, la formazione alle politiche attive del lavoro nell'anno europeo delle competenze, per dare diffusione al lavoro che è stato svolto in questi mesi per avviare il programma GOL. ANVOP è all'interno dei tavoli convocati dalla Regione e dai dipartimenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con gli assessorati per avviare questo programma. Devo dire che l'amministrazione ha lavorato bene, che i funzionari e i dirigenti hanno trovato soluzioni per i problemi che si erano posti avanti, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. E tra l'avviso 1, l'avviso 2 e l'avviso 3 abbiamo la possibilità di orientare e formare i nostri concittadini che hanno la necessità di ritrovare lavoro e di ritrovare la giusta formazione. Siamo qui, avremo tanti ospiti d'eccezione che parleranno proprio di formazione e di politiche attive del lavoro. Una giornata importante oggi su formazione nel mondo del lavoro, con tanti partner per dipanare una matassa complessa, visto le tante opportunità che ci sono. Sì, è una fase molto delicata e storica per l'Italia, soprattutto per la nostra regione siciliana, nell'ambito del programma GOL, garanzia occupazionale per i lavoratori, e soprattutto per quello che è il supporto lavoro e formazione per i percettori, ex percettori di reddito. Oggi abbiamo voluto con la nostra iniziativa coinvolgere l'amministrazione regionale, tutti gli stakeholders e gli operatori impegnati in questo vasto programma. È una giornata di condivisione, di analisi, di approfondimento, di ispirazione. Vorremmo dare anche dei consigli tecnici agli assessorati, al Dipartimento Formazione e a quello del lavoro. Abbiamo la fortuna di avere i due direttori generali presenti che certamente, conoscendo la loro disponibilità e sensibilità, raccoglieranno tutte le istanze del territorio, degli operatori e della platea che è impegnato su queste importanti iniziative che, ricordo a tutti, sono fondi del PNRR e fondi che l'Italia e l'Unione Europea mette a disposizione delle regioni come la nostra. Buongiorno, sono Patrizia Caudullo, responsabile regionale di ANPAL Servizi, la società in-house del Ministero del Lavoro che si preoccupa di far sì che i programmi nazionali come il programma GOL o anche altri interventi come il futuro piano nazionale giovani e donne possa essere realizzato dagli enti locali, dalle regioni nella maniera più omogenea possibile. E qua oggi siamo proprio per il programma GOL, il primo intervento strutturato nella riforma delle politiche attive che prevede che per ogni soggetto vi sia un percorso personalizzato che lo accompagni fino all'inserimento lavorativo. Il programma GOL è appunto un intervento che mira a rendere più occupabili i soggetti, quindi è mirato più all'occupabilità, a fornire gli strumenti utili alle persone affinché questi poi abbiano la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Non riguarda, anche se la finalità è l'occupazione, perché gli interventi che ci sono per l'occupazione magari sono più mirati alle imprese, i bonus occupazionali e altre modalità, però è importante perché si innalzano le competenze dei lavoratori. Quando si fa un ragionamento di integrazione, di politiche e di risorse strutturali, è chiaro che bisogna anche capire i target che si vengono a intercettare, e infatti questa giornata è fondamentale perché si deve lavorare insieme affinché i vari interventi finanziari non cannibalizzano le stesse risorse umane. Mi spiego: GOL magari interviene su alcuni target ed è chiaramente PNRR, quindi è una tipologia di risorse differente, e poi abbiamo magari gli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus che intervengono magari sugli stessi soggetti con altre risorse, altre modalità. Quindi lo stare insieme, l'essere in rete ci consente proprio di far sì che tutti possano avere una politica senza che vengano caricate sulle stesse teste. Lo sappiamo bene che il programma GOL prevede un intervento di circa 4 miliardi e 4 da spendere entro il 2025, però sappiamo anche che la regione siciliana ha una
fetta sostanziale di queste risorse. Si parla per la regione siciliana di 10,78 punti percentuali, quindi vuol dire circa 500 milioni. E se poi lo paragoniamo a un altro programma che avevo già citato all'inizio, del programma Giovani, Donne e Lavoro, sono altri 5 miliardi e mezzo. E siccome i target sono sempre target che vedono in maniera negativa la situazione in Sicilia, perché come sappiamo abbiamo un'alta percentuale di NEET, un'alta percentuale di donne che non lavorano, ecco che anche lì si pensi che gli interventi, le risorse attribuite alla regione siciliana saranno ingenti, e quindi è necessaria una buona programmazione, quindi di una migliore spesa, ma non tanto per spendere, ma quanto per raggiungere obiettivi condivisi, quello di inserire le persone più fragili del mercato del lavoro nel mercato del lavoro. Dottore Pasquale Patti, direttore dell'Ufficio del Lavoro di Agrigento. Ecco, un momento importante questo organizzato oggi qui al Villaggio Mosè, dove vedo un confronto tra esperti sulle nuove politiche del mondo del lavoro. Ecco, il ruolo vostro dell'ufficio qui ad Agrigento è un ruolo importante. Sì, certamente che è un ruolo importante, perché siamo il punto di riferimento del territorio, del Dipartimento Lavoro. Chiaramente è un momento particolare che stiamo vivendo, poiché questi cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti stanno portando una serie di problematiche, come tutti i periodi di transizione, che stiamo cercando di affrontare in maniera quanto più ottimale possibile. Questo convegno oggi, dove sono riuniti tutti gli esperti e tutti gli attori del settore, è un momento importante per fare il punto della situazione e cercare delle soluzioni quanto più adeguate a questo nuovo percorso, affrontato in maniera coordinata e in maniera adeguata. Grazie a ISORS oggi abbiamo questa possibilità di essere seduti tutti attorno a un tavolo e fare il punto della situazione. Quindi vediamo, penso sarà presente pure la parte politica, faremo in modo tale da trasferire loro quelle che sono le esigenze del territorio. Un momento importante dove si parla appunto di occupazione di lavoro, considerando anche i tanti fondi che ci sono con il PNRR. Ma sicuramente è un momento importante di confronto, soprattutto con gli operatori sul campo, con le agenzie per il lavoro, perché sono i nostri interfacce, i nostri collaboratori principali, perché far sì che questa nostra mission di occupabilità dei lavoratori possa andare a buon fine. Dottor Iacono, ad Agrigento anche lei qui nel Maggiore Ispettorato del Lavoro? Una sua considerazione anche su questo momento? Momenti come questo sono necessari per coinvolgere la gente nelle politiche del lavoro, che sono poco veicolizzate e pubblicizzate. La Regione oggi è orientata per rivedere l'organigramma della Regione, rigiovanire il personale, regolarizzare il personale ancora precario. L'ispettorato di Agrigento è sempre presente, come il Dipartimento è sempre presente di fronte a queste iniziative. Tutto qua. Agrigento sarà la capitale della cultura nel 2025, anche in materia di lavoro parteciperemo per lo sviluppo della cultura di Agrigento.